Buonasera a tutti, sono sempre contenta di ritrovarvi, dunque, scusate, stasera questa magliettina, sono sempre contenta di ritrovarvi, mi fa tanto piacere passare un po' di tempo con voi, oggi luna nuova, dunque mi aspetta una nottata di rituali, ma ovviamente sono qui per voi in questo momento, dunque se avete una domanda non vi preoccupate che sono qui, vi do la risposta con le sibille. E che dire, vi ricordo alcune delle cose che occorrono dunque per porre correttamente la domanda, vale a dire, mi raccomando, la domanda deve essere chiara, deve essere una domanda che non dia doppia lettura, altrimenti è difficile interpretare quale delle due opzioni è quella indicata dalle sibille. Ricordiamoci sempre che la chiave di lettura è nella domanda stessa, dunque è fondamentale porla nel modo più corretto possibile. Nella domanda vi ricordo che è importante mettere il vostro nome, la vostra data e se chiedete per qualcuno o per il partner anche il nome e la data di questa persona. Bene, detto questo, stasera ho una mezz'oretta, non di più, proprio perché incalzano una serie di cose da fare, dunque ai primi che arrivano a fare la domanda. Mi dispiace Nancy, ho appena detto che mi serve data tua, dell'ex, il nome dell'ex, io ho bisogno di questi dati, se non li mettete non riesco a rispondervi. Dunque, la prima domanda utile questa sera è di Barbara. Intanto saluto Cira, ciao Michelle, ciao Valentina, ciao Maria, ciao Nancy, ciao Claudia, ciao Barbara, ciao Sonia. Claudia l'ho salutata, ciao Daniela, ciao Cristina, ciao Rosa, ciao Eva. Oh, grazie. Allora, bene, bene. Allora, cominciamo da Barbara. Francesco, 12 settembre 84, si lascerà con Valentina, 27 settembre 96. Vediamo un pochino come andrà fra Francesco e Valentina. Mm. Ma non nel prossimo periodo, non nel prossimo periodo, anche se mi pare di capire che qua ci sia un bel segreto al presente. Vediamo di nuovo i nomi, Francesco e Valentina. Allora, guarda un po'. Donna maritata, conversazione, maggiori preziosi, sospiri, gelosia. Dunque abbiamo una linea del passato che non lascia pensare insomma a chissà che cosa, nel senso sembra che il rapporto, la relazione fosse abbastanza stabile fino all'arrivo di un'occasione che ha creato un po' un allontanamento e delle questioni, qualche problema di gelosia. Al presente abbiamo comunque il belvedere e la fedeltà, dunque comunque c'è un sentimento fra queste due persone, anche se ladro e militare fa capire che c'è una passione segreta, un qualcosa di nascosto, però non siamo a una rottura, siamo nel prossimo periodo a un po' un blocco, qualcosa che si ferma, si rallenta un po', con qualche dispiacere, però non vedo, non c'è la rottura, anzi devo dirti che in realtà si ritrovano, non li vedo lasciarsi.
Anche l'esito, è vero che c'è qualcosa che non va, non è tutto chiaro, comunque c'è qualche probabilmente qualche incomprensione, qualcosa che, come abbiamo visto c'è qualche segreto, però non c'è rottura, no. Andiamo avanti. Vediamo Sonia. Se vedi l'arrivo di un lavoro a breve, 27 gennaio 78. Vediamo allora Sonia, speriamo. ...27 gennaio 78, grazie. Vediamo se arriva un lavoro a breve. Beh, allora nel passato è chiaro che nel passato recente, sei stata ferma con grande dispiacere, forse ti hanno proprio dato la comunicazione di una sospensione che ti ha dato qualche dispiacere, però diciamo che ti ha anche aperto a pensare a un lavoro che avevi già fatto nel passato. Dunque, in fondo ti ha permesso, come dire, di ritrovare una vecchia passione. Al presente gelosia, allegrezza al cuore, giovane fanciulla e belvedere. Dunque lo so che sei un pochino tanto, perché questa carta comunque parla di emozioni forti, dunque ci sarà sicuramente una qualche preoccupazione, qualche veramente disagio, o forse sei in una situazione di grande ansia, grandi pensieri, però guarda che io da quello che vedo più di un'occasione alla portata di mano. Vedi che ci sono queste più occasioni, infatti la donna balla con due uomini, dunque è già un segno di un'apertura, di più possibilità, anche se c'è qualche preoccupazione per il futuro, però è una carta positiva questa. E anche questa assolutamente l'arrivo di qualche notizia, di qualche occasione. Dunque, diciamo che qualcosa si sta aprendo, però sembra essere un qualcosa ancora non solido. In effetti abbiamo una situazione fra vedovo e morte che comunque ti fa capire che è proprio chiuso un qualcosa del passato lo andrai a chiudere nel prossimo periodo. Diciamo entro un mesetto dovresti già proprio chiudere definitivamente con qualche situazione del passato. Però mercante, dottore, superbia, dunque secondo me comunque riceverai il sostegno e l'aiuto da parte di un libero professionista, di un commerciante, di comunque un uomo che si prenderà a cuore la tua situazione e che viene a proteggerti, a darti un'occasione. Dunque attenzione però che questa persona ha un carattere particolare. Allora, artista, amica, malinconia domestico. Dunque, diciamo che si presenta la possibilità di fare un colloquio di lavoro, probabilmente questa occasione te la fornisce una persona che conosci, una conoscente, comunque anche queste sono due carte che hanno un che di positivo, un senso positivo. Anche se malinconia probabilmente fa capire, malinconia con domestico fa capire che magari non è il tipo di lavoro che desideravi o comunque a cui ambivi, ma che comunque ti darà del da fare, c'è comunque qualcosa di positivo, perché questa è comunque la carta di una persona che sa starci vicino, sa darci una mano, sa sorreggerci, ok? Dunque
è un'altra carta positiva questa. Insomma, io penso che sia possibile, anche se non vedo ancora un contratto vero e proprio, però vedo sbloccarsi tutta una serie di situazioni e chiudere definitivamente una situazione con il passato. Vediamo Claudia. John, 12 ottobre 74, cosa prova per Claudia ad oggi? Claudia, 11 giugno 72. Vediamo un po'. Allora, nemica, amore, nemico, artista, gelosia. Dunque, diciamo che la linea del passato non è un granché. Abbiamo parecchi ostacoli, delle difficoltà, ma anche proprio una difficoltà proprio a comunicare, delle incomprensioni di un certo tipo, forse anche delle forme di rabbia. Non credo tanto lui per te, però diciamo che ci sono delle carte che nel passato evidenziano degli alti e bassi profondi, comunque parlano di ostacoli nei confronti di un eventuale sentimento nei tuoi confronti. Tra l'altro l'artista è sempre un uomo che è sicuro di sé, che sa di essere ambito, sa di essere corteggiato, dunque diciamo che c'è un certo distacco, ok, dalle carte del passato. Al presente sembra che si stia aprendo, vedi, allegria, allegrezza al cuore e amica, no? Dunque abbiamo come un'apertura verso qualcosa di divertente, come se fosse possibile comunque trovare una forma di comunicazione vista però come un'amicizia. Però c'è sospiri e disgrazia, dunque secondo me ancora non c'è un punto di contatto vero e proprio, è come se le incomprensioni o le distanze potessero subentrare all'improvviso. Comunque qualcosa cambierà nel prossimo periodo verso di te, lui comincerà a, come dire, a essere un poco ehm, più lì, più presente. Abbiamo anche la consonante sorpresa, anche se lui è sempre un tipo che comunque fa le cose con un certo calcolo, un certo interesse, non c'è falsità, però c'è abilità. E il militare può essere comunque qualcosa di forte, come potrebbe anche parlare di una forte attrazione, oppure di un piglio piuttosto determinato, deciso, magari a volte sgarbato. Comunque abbiamo però fortuna e ladro, dunque diciamo che è come se si creasse un varco in un rapporto che c'è già. Vedi che c'è la fortuna è un'opportunità, un'occasione e il ladro subentra sempre dove c'è già un qualcosa. Entra in una casa già esistente, entra in un rapporto già presente, dunque si crea forse, direi, un'apertura mentre lui è impegnato. Costanza è una carta di riuscita, dunque per quanto mi riguarda direi che eh, evolverà in qualche modo nel prossimo periodo, farà uno spazio per te. È chiaro che devi immaginare che non c'è chissà che volontà di costrutto,
però comunque qualche apertura positiva nei tuoi confronti c'è, vedi che c'è anche gran consolazione, omaggio di preziosi, dunque come sentimenti veri e propri, non vedo sentimenti veri e propri, Claudia, vedo un interesse che va e viene, che a volte aumenta e magari è toccato da, come dire, vibrazioni sensuali, ecco, magari qualcosa che potrebbe essere vissuto con leggerezza, poi si vedrà nel tempo che piega prende, però comunque c'è un'apertura favorevole e positiva. Andiamo avanti. Allora, dunque saluto anche Rosa, saluto Cristina, vabbè, vi avevo salutato, Valentina. Valentina, 10 marzo 76, troverò l'amore? Ciao Kat, ciao Alina, ciao Marisa, ciao Bernardina, ciao Paola, ciao Michelle, ciao Rosa ti ho salutato, Maurizio Antonio, Marina, Tonia, oh cara, ciao, Antonio, Beatrice, Loredana, Elena, Eleonora. Ok, benissimo. Torniamo alla domanda di Valentina. Valentina, 10 marzo 76. Vediamo se troverai l'amore, quantomeno nel periodo interrogato dalle sibille. Non è una risposta definitiva, è una risposta che riveste un certo periodo di tempo. Valentina, 10 marzo 76. Già il taglio parla appunto dell'arrivo di una intimità, di un contatto che può sfociare appunto in una relazione molto intima. Comunque vediamo la storia. Superbia, gran consolazione, falsità, casa, denaro. Dunque, diciamo che nel passato ci deve essere stata una relazione forte, un qualcosa che aveva veramente una struttura solida, che però con questa carta della falsità potrebbe essere, non mi sbilancio più di tanto perché Valentina non ti conosco, non so la tua storia, però potrebbe essere anche che era un po' una situazione opportunistica. Diciamo che forse era una relazione che durava da un po' e che però aveva perso quello slancio, era diventato più un connubio fatto di comodo. Imeneo, gran consolazione, dispiacere e lettera. Dunque, al presente o hai già un qualcosa in ballo, perché Imeneo è già un rapporto. E gran consolazione, dispiacere, io non so se magari tu scrivi e sei ancora sposata con questo matrimonio di comodo e sogni l'amore, oppure se in fondo sta proprio per arrivare una cosa. Direi sarei più orientata per la prima, dunque è possibile che comunque tu ti chieda se l'amore è vero per te, ci sarà mai, perché effettivamente nel passato non si vede questa cosa, ok? Si parla di altro, di solidità, però quell'amore che forse tu desideri e che sogni non c'è. E dispiacere lettera, dunque diciamo che al presente sembra più che tu debba ricevere una notizia non proprio positiva, o magari ti stai separando, magari c'è un qualcosa che ora ha
come dire, un'atmosfera che ti porta tristezza, vedo sospiri, dunque c'è attesa, forse la persona a cui pensi ancora un pochino è lontana, oppure pensi con nostalgia a qualcuno del passato, sperando di trovare qualcuno che ti faccia provare quelle cose che avevi provato tanto tempo fa nel futuro, ma che ti ricambi però. E devo dire che, guarda, che si apre qui una parentesi più avanti, vedi queste tre carte cambiano completamente il clima, anche se comunque qua mi parla di un qualcosa che può essere veramente o imminente o comunque potrebbe anche essere invece una situazione in declino. Ad ogni modo avanti abbiamo mercante, artista, amante. Dunque, per quel che mi riguarda, si farà avanti qualcuno. Potrebbe anche essere 2, 3 persone, ma io sono dell'idea che sarà uno che ti corteggerà, un uomo molto, molto valido, che saprà il fatto suo, affascinante, capace, abile proprio anche nel suo lavoro e che si lancerà con un certo stile, con una certa sicurezza che poi effettivamente è descritta anche dal tipo di temperamento che ha quest'uomo. Allora, guarda, militare, costanza, gran signore deliranti. Ci sarà una grande passione, ok? Che però ti porterà anche della confusione. Comunque poi si vedrà nel tempo come evolve, ma secondo me qualcosa bolle in pentola. Allora, Alina, 4 luglio 81 e Maurizio 27 giugno 73. Diventeremo una coppia. Vediamo un pochino se Alina e Maurizio diventano una coppia. Alina e Maurizio. Grazie. Dovrebbe esserci comunque già un po' di comunicazione, qualche scambio fra voi, magari tramite messaggi, cose del genere, comunque un qualcosa, una specie di attività già avviata la vedo. Allora, pensiero, sacerdote, prigione, disgrazia, bambino. Cavoli, che passato! Wow, è stata dura, eh? Alina, è stata proprio dura. Hai perso un bambino. Comunque è stata duretta, eh? Qualcosa che ti ha segnato parecchio. Allora, deliranti, belvedere, ladro, amante. Allora, qui abbiamo una situazione un po' particolare, nel senso che sembra proprio che ci sia una certa corresponsione, però o fa apposta a confondere un pochettino le idee, oppure magari c'è il timore di qualche pettegolezzo, qualcosa, perché vedi, ogni volta che spunta il ladro c'è sempre la necessità di nascondere, o perché si insinua in una situazione, cioè è possibile o che lui abbia già degli intrallazzi, o che ce li abbia già tu, insomma c'è qualcosa che non può essere vissuto alla luce del sole o che comunque vuole essere tenuto, diciamo così, o che nasce magari in una modalità un po', come dire, che richiede di essere tenuta nascosta, o che così arriva alla chetichella, no? Comunque un qualcosa c'è, ok? Ti puoi aspettare che nonostante il suo atteggiamento sia poco chiaro, comunque c'è un suo interesse, magari un interesse che lui ti nasconde al momento, però cioè,
devo dire che c'è. Amica, leggerezza, conversazione. Mi raccomando, attenta a chi racconti le cose. Però casa, denaro, mercante, a me sembra che comunque cominci, cioè dia il senso di un qualcosa che si fa stabile. Dunque non vedo proprio, cioè non è chiaro, non è un binomio chiaro dove dice che nasce una coppia, però è un qualcosa come se un'intimità si consolidasse, ok? Dunque c'è qualche buona occasione in futuro. E guarda, infatti abbiamo Imeneo, allegria, domestico e nemico. Dunque, è comunque una bella possibilità. Questo, secondo me, è la conferma di un rapporto che comincia, che neanche tanto che comincia, perché la carta degli inizi è più che altro il bambino, però può essere anche proprio un nuovo modo di approcciarvi, un passo in più. Dunque, per me è positiva e può essere una conferma, vedi, anche allegria. Dunque, sicuramente quello che va a nascere o il tipo di rapporto che si creerà ti starà bene, ti piacerà. Anche lui sembra essere molto disponibile poi in futuro nei tuoi confronti, però dovete fare attenzione, c'è sicuramente un qualche ostacolo, qualcosa che dovrete affrontare. Ok, andiamo avanti. Rispondo, penso, all'ultima domanda perché, come ho detto, questa sera mi aspetta una nottata di rituali, dunque non riesco a, come dire, servirvi tutti, però io torno mercoledì sera, sapete che non vi abbandono mai, io ci sono sempre se mi cercate. Però devo dirvi una cosa prima di rispondere all'ultima domanda. Anche se io sono una ritualista, anche se io ci sono sempre, io non corro per tutti. Dunque, sappiate che anche oggi è proprio fresca, io ho detto di no a una persona perché avevo già visto che non saremmo arrivati da nessuna parte. Quest'uomo si è offeso e mi ha dato della disonesta, non importa. Io ho semplicemente detto non sto a perdere tempo perché avevo già visto che non avremmo concluso nulla. Tra l'altro non era nemmeno la prima volta che mi contattava e poi aveva lasciato cadere tutto. Dunque io quando sento che non devo lavorare per qualcuno, io ve lo dico. Dunque sono fatta così, nel bene e nel male. Del resto ho la possibilità di scegliere per chi lavorare. Dunque, però per le domande, questi spazi gratuiti, io ci sono sempre per tutti, ovviamente nei limiti del tempo che ho. Allora, Marisa, vorrei chiederti a che punto è la mia evoluzione. Ah, Maria, 27 aprile 68, vediamo un pochino. Mi raccomando, a chi non ho risposto questa sera, può sicuramente tornare mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, vi rispondiamo in due, dunque tornate mercoledì sera. Allora, vediamo l'evoluzione. Ma stasera non sono riuscita a mettere una stesa dritta che una, eh? Vabbè. Allora, messaggero, dottore, sospiri, vecchia signora, mercante. Dunque, diciamo che nel passato hai cercato probabilmente di cominciare a sanare qualche aspetto, probabilmente hai iniziato un percorso magari anche di guarigione, diciamo così, e è possibile che comunque occuparti di una signora abbia, perché vedo qua
c'è il dottore, poi c'è i sospiri, la vecchia signora, dunque qualcosa che riguarda il passato ha allentato. Questo comunque sempre già nel passato, è nella linea del passato. Diciamo che c'è stato sicuramente un primo slancio che è passato attraverso una necessità di guarire qualcosa di te e poi c'è stato di nuovo un allontanamento, probabilmente ti sei occupata di questioni più pragmatiche, probabilmente una donna anziana e magari questioni lavorative. Dunque diciamo che hai avuto una prima spinta. Ora c'è lettera, dunque vedi che c'è una costante, dunque è come se si fosse riaperto un ciclo dove hai voglia di leggere, informarti o che magari ti arrivano delle informazioni. Però guarda, nemica, vedovo e gelosia. Dunque, secondo me, in questo momento la tua evoluzione è nel tuo quotidiano, perché ci sono delle cose che ti, sono lì e che chiedono di essere messe in ordine. Noi chissà perché ci immaginiamo sempre che la nostra evoluzione debba dipendere da boh, una determinata pratica o fare tot ripetizioni o ballare antiorario. Voglio dirvi che la nostra evoluzione passa per la nostra vita, dunque noi dobbiamo assecondare il percorso che ha scelto l'anima e il percorso che ha scelto l'anima è fatto dal nostro vissuto. Dunque, prima ancora di mettere il naso a destra e a sinistra, noi dobbiamo risolvere gli impicci che abbiamo nella nostra vita, perché quella è la nostra crescita, la nostra anima ha bisogno di mettere a posto quelle cose ed è in quelle cose, nelle prove del nostro quotidiano che noi superiamo certi scaglioni, certi gradini della nostra evoluzione. Dunque in questo momento devi riuscire a mettere pace con qualcosa che ti disturba ancora del passato e che ti ha portato una grande rassegnazione, ma che cioè, è come se tu pensassi che non c'è nulla da fare, ma questa cosa ti tormenta. Dunque è questa la cosa su cui devi lavorare. La tua evoluzione passa da qui. Cioè, è inutile che facciamo, ma non dico a te Maria, parlo in generale, che proprio è lì, è il nostro quotidiano, sono le nostre dissonanze il motivo di crescita. E infatti, guarda, stanza, amica, amore, guarda come affrontare queste cose ti porta a un nuovo avvicinamento, a un nuovo, come dire, un nuovo appassionarsi, a un qualcosa che si fa di nuovo avanti. Però vedi, la vita è fatta di cicli, probabilmente dovrai di nuovo rallentare un po' magari gli studi e occuparti di cose tue, del tuo quotidiano, del tuo personale. Per questo dico, non deve prescindere, perché altrimenti abbiamo la sensazione di non andare da nessuna parte. Ma per quante pratiche possiamo mettere in uso e per quante discipline, teorie possiamo andare incontro e nel nostro vissuto quotidiano, la nostra possibilità di progredire. Dunque occupiamoci di quello. Tra l'altro vedi che mettere giudizio e affrontare qualcosa effettivamente porterà a un nuovo inizio bellissimo, vedi che bell'augurio. Dunque io sono dell'idea che tu debba affrontare delle cose importanti adesso e poi c'è sicuramente un buon esito ad aspettarti. Ok, bene. Io spero di non avervi annoiato e ringrazio anche quei 14 che sono rimasti nonostante io abbia detto che era l'ultima risposta, vuol dire che lo avete fatto per stare in mia compagnia, vi ringrazio davvero tantissimo e vi ricordo allora mercoledì sera vi aspetto sul canale YouTube del Marietto Veneziano da dove vi risponderemo in due, dunque vi auguro un buonissimo proseguimento, a presto dunque. Come ho detto, al prossimo appuntamento. Vi abbraccio tutti uno ad uno e saluto velocemente le persone che ancora non avevo salutato. Vediamo se mi ricordo dove ero arrivata. Carla, ciao. Eleonora, ciao. Assunta, Monica, insomma, Nunzia, Marina, Linda e Rosa. Va bene, grazie.
Vi abbraccio tutti, buona serata. Buonanotte.